Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Come potete ben vedere ci troviamo nuovamente nella nostra mappa principale d'azione. Allora, vediamo quello che possiamo fare quest'oggi. Innanzitutto siamo a 2 anni e a 4 mesi dalla fine del nostro mandato, quindi dobbiamo un pochettino sbrigarci, proprio perché abbiamo l'opportunità di dichiarare la nostra indipendenza dal governo britannico e sicuramente dobbiamo impostare dei valori cardini, anche degli elementi cardini per il prossimo periodo. È pieno di città perdute, ricchi industriali americani e di alieni dormienti. Sua Maestà non ha alcune. I tanti saluti dal vicinato si convertiranno in 4500 monete d'oro. Allora, il fortino verrà costruito rapidamente. Innanzitutto, ragazzi, dovevo farvi vedere una cosa necessaria per farvi comprendere sicuramente il funzionamento del mio prossimo piano. Dobbiamo basare la nostra economia su 3 elementi. Uno, la nostra agricoltura. Potete vedere che lo zucchero cresce sicuramente a basse quote. Possiamo sfruttare lo zucchero per convertirlo in rum tramite la distilleria. Dobbiamo necessariamente sfruttare anche il cotone, che cresce quindi a basse alture, e sicuramente possiamo sfruttarlo anche in diverse zone, come questa zona a est del nostro palazzo. E inoltre possiamo utilizzare un elemento per esempio secondario come le banane, il cacao o il caffè in qualche altra zona. Il problema è che tutte queste merci primarie verranno convertite in sicuramente rum, magari anche altro come per esempio tessuti o addirittura acciaio, proprio perché notiamo una miniera di ferro a destra e una miniera di carbone a sinistra, con rispettivamente 150.000 circa e 101.000 circa unità di materiale utilizzabile per la fonditura. Per quanto riguarda, anzi più che altro per la fusione e la creazione del metallo. E per quanto riguarda, ragazzi, questa zona dobbiamo necessariamente rimuovere la biblioteca e posizionarla in un'altra zona, proprio in questa zona. La zona dei colletti bianchi la creiamo da questa parte, proprio perché quella è una zona molto proficua per l'agricoltura. Quindi tac, perfetto. In questa zona vediamo di utilizzare subito una politica di costruzione di materie prime. Per esempio i lama potrebbero essere utili. Vediamo di posizionarne qualcuno qui, un bel ranch e un altro ranch da questa parte, poiché servirà sia cotone che lana, quindi dobbiamo già procurare le nostre materie prime. Vediamo di metterne 4, ragazzi, prima di stoppare il tutto. E per quanto riguarda la lana siamo a posto. Con questi altri soldi collocheremo un altro ufficio dei camionisti più un parcheggio nella zona magari delle infrastrutture. La zona delle infrastrutture, anche qui possiamo farlo, ragazzi, è un parcheggio. Purtroppo non abbiamo più... Ah, nelle guerre mondiali, giusto. Va bene, aumentiamo la velocità. Mi avete detto che importando, ragazzi, i rivoluzionari creeremo un paese di sinistra più che destra. Forse avete ragione. Però il problema è che senza rivoluzionari io non posso ribellarmi al potere principale. Dovrei avere sicuramente un aiuto, più sostenitori da parte della fazione rivoluzionaria. Fino a questo momento, ragazzi, li ho importati. Adesso non importerò più. Grazie ai tuoi sforzi, ecco, il movimento rivoluzionario acquista uno slancio sempre maggiore. adesso vi faccio vedere. Possiamo importare dei nuovi rivoluzionari, quindi per la nostra causa. Vedete un pochettino, non c'è neanche tanta scelta. Nuove rotte commerciali con i contrabbandieri addirittura, e $2000 nel conto svizzero. Quindi dobbiamo necessariamente importare rivoluzionari. Perché? Perché così guadagniamo sostenitori da parte dei rivoluzionari proprio. Ne guadagniamo di più, quindi più sostenitori. E dobbiamo riuscire a convertire questa fazione. Allora, qui possiamo collocare anche qualche altro elemento, come per esempio un altro ranch magari di bestiame, maiali, no? Capre. Di capre può andare bene per il latte, proprio da questa parte. Ma volevo scoprire questo territorio là in alto, ragazzi. Ok, qua, questa sorta di pianura un pochettino su un altopiano, proprio perché questo territorio è davvero grandioso per la produzione di qualsiasi cosa. La biblioteca adesso la finiamo. Intanto 2 anni al termine. Adesso posizioneremo delle torrette in maniera strategica. Ok. Adesso, ragazzi, potete vedere che il nostro caseificio verrà annullato immediatamente. Adesso vi faccio vedere perché. Anche questo ultimo ranch di capre, proprio perché questa zona, ragazzi, non dovrà non è più proficua per la produzione, quindi di bestiame, per l'allevamento di bestiame e la produzione di latte e di carne. Perché potete vedere la zona sta diventando leggermente rossa. Forse per gli scarichi, forse per l'inquinamento, per le navi, non saprei. Però dobbiamo rimuovere tutti questi elementi perché producono davvero poco. Potete vedere 420 e portarli in una zona idonea, quindi proprio là in alto. Quindi per le capre questa è una zona perfetta. Intanto la strada la portiamo avanti per aiutare anche i nostri commanderos ad esplorare tutto. Saliamo.
Così. Va bene. La musica però di Tropico è assordante, ragazzi. Aspettate che l'abbasso. Ok, vediamo un po'. Commercio, abbiamo un'esportazione di latte diretta. Vediamo adesso con i nuovi soldi quello che possiamo fare. Immediatamente impostiamo delle nuove piantagioni di cotone in questa zona. Per esempio una piantagione del genere la possiamo mettere per esempio qui. Ok, proprio alle spalle. Forse lasciamo un pochettino di spazio per mettere una strada. Anzi, sì, qua può andare bene una piantagione di cotone, o forse un po' più ristretta. Vediamo un po'. Ecco, forse così, un po' più indietro. Allora ragazzi, vediamo di calcolare bene le distanze. Una piantagione di cotone qui, bella, così. Un'altra piantagione di cotone messa per bene, quindi anche qui. Adesso facciamo arrivare le nostre strade, facciamole confluire nella via madre. 2 vanno bene. Vediamo se adesso possiamo posizionare qualche bella residenza. Anzi, più che altro aspettiamo le guerre mondiali. Ok, e adesso ragazzi le miniere. Una miniera di ferro e una miniera di carbone. Impostiamo solo ragazzi il lavoro senza costruirle, perché non dobbiamo esportare, bensì dobbiamo necessariamente convertire queste materie prime in acciaio, senza quindi sprecare troppo nell'esportazione di ferro e carbone. Va bene, stiamo costruendo, qui stiamo esplorando, abbiamo ancora 1 anno e 8 mesi, possiamo costruire qualche bella torre di guardia, quindi una torre qui, non possiamo finirla, ai prossimi soldi costruiremo 2 torri, una qui e una qui. La corona ci invia altri soldi proprio per la sua distruzione, altra torre, altra torre. Queste 3 torri ragazzi li lascerò qui per riuscire a contrastare anche prossime invasioni, anche se non mi voglio schierare da nessuna parte in queste prossime guerre mondiali, diciamo. La nostra è una terra selvaggia. Sostegno dei rivoluzionari con 2 nuovi torri di guardia. Ecco, questa zona ragazzi è proficua per qualsiasi cosa. Ananas, bestiame, capre, pascoli maiali, qualsiasi cosa. Cotone non tanto, però anche per esempio vediamo un po' cacao, banane, tutto. È una zona davvero ottima per l'agricoltura. Peccato che ci sono questi speroni occidentali che rompono un po' le scatole. Allora, ecco che arriva la nostra nuova imbarcazione. Queste strutture massime a livello di costruzione. Ecco 20 nuovi cittadini che sono giunti a Tropico. Nuovi soldi. Bene. La segheria la dobbiamo posizionare. Dov'è? La segheria. Eccola qua. Vediamo di posizionarla in un altro posto. Normale. Il caseificio lo metteremo da un'altra parte. Allora, il latte sicuramente ragazzi lo otteniamo dai prossimi ranch che posizioneremo qua in alto. Intanto ecco già finiti 2 ranch dei lama. I trasportatori ci sono. Vediamo qui. Ah, questo devono... i lavoratori sono pochini ragazzi. Quindi vediamo di mettere un nuovo ufficio di costruzioni e edificarlo rapidamente. Vediamo un po' in una zona un pochettino più adatta. Per esempio questa zona qui sarà una zona di coltivazione di cotone. Vediamo dove possiamo metterlo. Ecco qua. No, vediamo un po'. Un ufficio di costruzioni. Ecco, possiamo metterlo anche qua vicino al mare. Vediamo un po'. Ecco, costruzione rapida, proprio perché ci servono gli operai, i lavoratori. Aumentiamo un po' la paga. Benissimo, così riusciamo ragazzi a costruire tutto molto più rapidamente. Bene, dobbiamo portare anche all'avanguardia tutti questi elementi. Con gli editti siamo a posto. Armi e razioni extra. Stiamo finendo. Grazie ai tuoi sforzi il movimento. Altri rivoluzionari. Non ragazzi per lo stato di sinistra, perché sicuramente abbiamo già fatto uno stato di sinistra come mi avete fatto notare nel video precedente. Adesso ci impronteremo verso un'altra tipologia di stato. Però i rivoluzionari ci servono. La nostra casata, scusate, esci. Abbiamo abbastanza rivoluzionari. Adesso dobbiamo solo sfruttare questi ultimi 11 mesi a nostro vantaggio. Abbiamo abbastanza soldati, paghiamoli profumatamente. Anche qui, perfetto. Benissimo, così riusciremo ad avere il massimo numero di soldati. 10 mesi alla fine ragazzi, dobbiamo essere calmi. Intanto qua sopra stiamo costruendo. Forse stiamo costruendo qua, la biblioteca ormai è finita. La segheria sul normale. Queste sono ferme. I lavoratori dove stanno andando per adesso? 9 mesi ragazzi, è arrivato il momento di far iniziare la nostra guerra. Abbiamo le strutture militari che sono pronte e possiamo attaccare. Presidente, Sua Maestà. Ed ecco che arrivano ragazzi 4 unità armate degli avversari. Sarà dura ragazzi buttarli a terra. Vediamo se ci riusciamo. Avanzano i nostri uomini che sono tornati dal combattimento, dall'esplorazione. Ecco che escono dal fortino ragazzi. Mamma mia. Intanto si tenta di fare del nostro meglio.
Arrivano, le nostre torri di guardia fanno fuoco in maniera diretta. Ecco, i nostri uomini hanno un... però sono 4 loro, noi abbiamo le torrette, sono 3 le torrette. Eccoli, che inizia il combattimento armato. Iniziamo a fare fuoco. La carta un attimino, amico, che questo è un periodo molto complicato. Questa torre cadrà sicuramente. Stiamo iniziando a far fuoco. Li stiamo quasi uccidendo, ragazzi, però il problema sono che sono tanti. Mamma mia. Vediamo se riusciamo a sconfiggerli. Le torri, meno male che stanno reggendo un po'. Ecco che i nostri commanderos iniziano a far fuoco. Hanno un attacco maggiore. Questa torre non sta facendo fuoco. Eccoli che combattono sotto il bastione principale d'attacco. Mamma mia, hanno un sacco di vita. I nostri uomini ne hanno di meno. Devono farcela. Forse, ragazzi, ce la facciamo. A occhio e croce ce la possiamo fare, perché le squadre principali d'attacco hanno un pochettino di attacco in più rispetto agli avversari. Vediamo un po'. Abbiamo anche la mitragliatrice là sopra che fa fuoco. Mamma mia, guardate un po'. Eccoli. Squadra coloniale nemica. Stiamo perdendo tanti uomini della fanteria scelta. Dai, ragazzi, distruggete questi maledetti. Avanti. Avanti. Entriamo nelle guerre mondiali e salviamo la partita, ragazzi. Andiamo. 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 Avanti. Grande vittoria. Guerre mondiali. Troppo bello. L'industria diventa disponibile. Benissimo. Allora, intanto mettiamo un diritto di voto per tutti i cittadini per rimanere sempre in tranquillità da una parte e dall'altra. Religione, non teocrazia ma stato secolare. Chiunque può professare la religione che vuole. Libertà è del culto e quella dell'ateismo. Forze armate, mettiamo al solito la milizia, perché mi è piaciuta nella partita precedente. Pausa e salviamo la partita, ragazzi. Ho giocato anche altre partite, per adesso ne sto portando avanti un paio. Vediamo un pochettino qualche nuova partita. Chiamiamola per esempio, non lo so, Corona. No, Indipendenza, Vittoria. Ok, chiamiamola Vittoria, ok. Bene. La casata sempre la solita. Mettiamo un paio di numeri per differenziarla. Allora, dai. Ha caricato? Ok. Nelle guerre mondiali siamo arrivati. Allora, innanzitutto, ragazzi, primi soldi. Intanto ho dimenticato di chiudere Skype. Allora, per prima cosa, una casa popolare da questa parte, immediatamente proprio nella zona dei lavori, per eliminare tutte queste dannate baracche. Eccola qua. E con i prossimi qui va bene. Ah, l'avete costruite già le miniere. Va bene, io non vi metto le strade perché devono rimanere chiuse. Già c'è il cotone. Il presidente è qui al Jolly Roger. Speravo davvero di poter intervistare il nostro glorioso leader. Quando gli ho chiesto cosa ha in mente, ha risposto: un bel rum and cola, più che altro. Puro zen. Non ho mai sentito nessun capo di stato enunciare un concetto così profondo. Scusate, ragazzi, stavo un pochettino ascoltando la ragazzona. Allora, vediamo un po'. Adesso dovremo sicuramente... Ecco le nuove case popolari, 12 su 12. Ecco, dobbiamo costruire queste case in questi centri cittadini, ma anche lontane dalle loro, dal conglomerato urbano, diciamo. Intanto 1914, vediamo un po', arriva la nave. Stiamo esportando 17.000, quindi con questi soldi metteremo un po' di bestiame là sopra per convertire questa zona. Ecco, dei soldi per la strada. La strada, portiamola tutta qui, ragazzi. Tutta qua, perfetto. Un piccolo passo, perché qua purtroppo ci sono le rocce, quindi è difficile portare avanti le strade. Ecco, così va bene. Allora, vediamo di mettere dei nuovi ranch immediatamente. I nuovi ranch di bestiame, che qui sicuramente va molto bene. Ecco qua il primo, il secondo, il terzo, eccolo qua, e il quarto. Vanno bene. Allora, vediamo se possiamo mettere ora anche qualche nuova piantagione proprio dall'altra parte. Anzi no, con questi soldi costruiremo sicuramente delle nuove case. Vediamo un po', scusate ragazzi per Skype, però non vi preoccupate. Mettiamo una nuova casa magari da un'altra parte. Allora, qui ne abbiamo già messa una. Vediamo di metterne un'altra in questa zona. Anzi, mettiamone ben due. Vediamo se ci entra un'altra proprio qui. No, purtroppo no. Dobbiamo posizionarla in un'altra zona. Ecco, per esempio qui, per riuscire a dare casa anche a questi uomini. E un'altra mettiamola appunto qui. Questo è un ottimo momento per i diplomatici. Tutti sono alla ricerca di alleati per la grande guerra. Banchetti e doni principeschi ormai sono all'ordine del giorno.
accettiamo. Ho sentito che molti si stanno lamentando per la mancanza di attenzione da parte dei preti. Sto facendo peccati a tutto spiano e ormai è parecchio che non mi confesso con qualche bel frate muscoloso, in effetti. Sono divorata dall'interno dai miei bisogni spirituali. Vi chiedo una... Abbiamo scoperto... Allora, vediamo di ricercare le opzioni costituzionali, l'ambasciata e poi la centrale elettrica. Benissimo, avanziamo. La chiesa avevano chiesto, però un attimino ragazzi, dobbiamo fare tante cose. Intanto i nostri uomini stanno costruendo le zone là in alto. Qui questa casa adesso guadagnerà sicuramente delle nuove famiglie. Già ne abbiamo una, due, ok, tutti quelli che lavorano qua intorno. Va bene, intanto la piantagione di cotone continua a produrre. Allora, i nostri ragazzi dell'esplorazione devono essere qui. Tanto stiamo producendo anche pesce, fantastico, eccolo qua, ancora abbondanti. Commercio, vediamo se possiamo esportare qualcosa. Caffè, ferro, rum, ancora niente ragazzi, fermiamoci un attimo. Eccoci. Ragazzi, non preoccupatevi della felicità, adesso è alta, ma poi scenderà a picco, tranquilli. Però appena arriveranno i nuovi soldi dalla nostra nuova economia riusciremo a cambiare tutto da così a così. Allora, questi soldi ci potranno portare nello, come dire... nella stabilità finanziaria, ok. Vediamo un po'. Io intanto andrei a collocare delle nuove zone di raccolta, come per esempio delle nuove piantagioni di cotone. Questa è una zona ottima, purtroppo è in salita e non possiamo collocare nulla, però da questa parte possiamo sfruttare tutto per bene. Quindi intanto io metterei una piantagione per esempio di anzi il caseificio, eccolo, lo mettiamo ragazzi qua. Perfetto. Con questi nuovi soldi stiamo andando ad esplorare il parcheggio per le guerre mondiali. Ok. Per adesso ragazzi le terremo queste zone appunto di raccolta qua proprio in basso. Queste zone di raccolta queste zone di produzione di latte e di allevamento di bestiame. Ok, 12 su 12, 9 su 12, 10, 11, 12. Ok. Vediamo un po' qua sopra. Benissimo, una nuova casa la possiamo mettere, purtroppo no. Va bene, continuiamo, gli alleati ci inviano dei soldi e noi stiamo continuando ragazzi alla grande. Allora, vediamo un po', speriamo un po' che vada tutto bene ragazzi, perché stiamo impostando tutto per una prossima analisi di mercato futura nella guerra fredda. Cercheremo quindi di impostare le basi della nostra economia appunto in questo periodo, per poi non avere problemi. Dopo sicuramente dobbiamo porci il problema di come spendere tutti i soldi che avremo, quindi con la segheria, con il nostro caseificio e con tutto il resto. Tanto una nuova nave per $17.000. Intanto qui stiamo esplorando la nuova zona. Per favore ragazzi, scopritemi questo spazio perché davvero è una cosa impossibile. Allora, eccoci qua. Nuove case popolari magari anche qua su, per dare un po' una mano alle persone che vivono in queste zone un po' accidentate. Eccola qua. Bene, vediamo un po' con questi soldi. Allora, le piantagioni di cotone dobbiamo posizionarle. Eccole qua, una piantagione di cotone per esempio la possiamo mettere qui ragazzi. Qui. Un'altra la possiamo mettere accanto, speriamo che ce la fa fare. 2. La strada. Allora, la strada facciamola andare verso il basso, così. La facciamo continuare verso l'alto in maniera dritta e scendiamo così. Bene, qua metteremo le industrie. Quindi cotone, pronto a essere prodotto. Vediamo un po' se possiamo costruire... No, un ufficio di costruzioni no, magari un ristorante per l'intrattenimento. Eccolo qua. Allora, avanziamo. Lì in alto i ranch sono stati quasi tutti costruiti, quindi possiamo distruggere questi tramite l'azione demolisci. Eccoli qua. 5 ranch ragazzi, ne abbiamo messi 4, anzi 5 qui, precisamente uno di capre, tutti gli altri di lama, quindi 5 qui e altri 5 qua sopra sono sufficienti per garantire il fabbisogno giornaliero necessario per le nostre zone di produzione. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Intanto abbiamo scoperto anche questa zona, un debito sovrano abbastanza elevato, 10.000, va bene. Qui ufficio di costruzioni funziona. Allora, qua abbiamo tabacco, zucchero e zucchero, quindi 3 di zucchero ragazzi. Possiamo già impostare una nostra economia basata sul rum. Però attenzione, intanto una nuova imbarcazione ci permette di guadagnare altri soldi. Bene, vediamo di posizionare immediatamente una nuova piantagione magari di cotone qua in basso.
Perfetto.